È un risultato straordinario, bellissimo, per il quale sono anche emozionato perché abbiamo salvato il Codivilla Putti. Dopo anni di confusione in cui la Regione prima è stata votata una legge nella quale si diceva tutto pubblico, poi le schede regionali hanno stabilito tutto privato, poi la Giunta regionale ha fatto una delibera di messa in liquidazione della società Codivilla Putti. Con questo emendamento che io ho presentato e che è stato approvato, tutto questo viene cancellato, la sperimentazione viene prorogata di 30 mesi, adesso ci sono 30 mesi per costruire un futuro stabile, certo, duraturo di questo istituto che non dimentichiamolo mai. È il primo istituto in Italia per la cura nella osteomielite, per la cura delle infezioni ossee, nella traumatologia sportiva, è un gioiello che noi bellunesi, ma anche noi veneti, dobbiamo salvaguardare. La Giunta regionale lo stava mettendo in liquidazione, con questo emendamento il Consiglio regionale lo ha salvato e gli ha dato un futuro. Ringrazio tutti i miei colleghi, ringrazio i comitati che mi hanno sostenuto in questa battaglia.